Ringrazio lo Zenone di questo suo intervento che finalmente ci ha svegliato, ci ha fatto anche, diciamo, preoccupare, forse qualcuno anche non dormirà, anche se l'invito è stato fatto, però d'altronde sempre riferendosi un po' alle normative, sì, l'Europa sta facendo studi, le 2,5, l'Italia non ottempera certe cose, però dobbiamo anche capire che se questo è il futuro, se queste nanoparticelle ci sono in determinate zone, sicuramente è difficile a questo punto combatterle se in questo momento non riusciamo a risolvere. Si possono combattere alla fonte, è alla fonte nell'ambito dell'emissione che si devono combattere. Sono d'accordo. Nel 1986 una centrale posta in Ucraina ha messo sotto quadro tutta l'Europa. Penso che su alcune cartine di riferimento la zona più concentrata sia stato il Friuli Venezia Giulia, dove ci sia stata una ripercussione notevole di questi agenti cancerogeni. Quindi io posso capire, allora se la ferriera di Servola crea le nanoparticelle, con la Bora ci arrivano a noi, o arrivano a Grado, arrivano a Rimini. Sì. Scusate, io faccio queste considerazioni da profano, perché io non sono tecnico e penso che sia normale fare anche queste considerazioni. Per chi ce l'ha sotto casa. Per chi ce l'ha sotto casa, io posso capire, ma anche la considerazione penso di averlo già detto prima, penso che sia il ruolo importante di un sindaco di un'amministrazione, ma sicuramente ben venga sul supporto del comitato al quale abbiamo tutto l'appoggio, però penso che sia fondamentale che il sindaco segua quel percorso delle istituzioni, andare in consiglio regionale. Trovo non corretto, ma questa è una mia considerazione personale, trovo non corretto, anche se si è autorizzati, bloccare una statale. Invece no, nessuno ha bloccato la statale. Avete manifestato, io posso capire tutto, avete manifestato, l'ho premesso, ho fatto una manifestazione, avete chiesto, ma non trovo corretto, nel senso che un lavoratore che deve transitare su quella statale perché ha delle consegne, adesso possiamo parlare anche di tutto, deve trovarsi bloccato per una manifestazione di una situazione che si trova della discarica di Trivignano o di tante altre cose, penso che non sia corretto, ma questa è una posizione personale che io faccio delle considerazioni generali. No, mica detto questo. Ma potrei abitare anche a Prepotto, non so chi ha detto queste cose, potrei abitare anche a Pavia. Cioè le azioni eclatanti vanno fatte sicuramente, ma con cognizione di causa. Io l'ho detto e continuerò a perseguire quello che è la via istituzionale. Il comitato poi, se vuole fare le sue considerazioni, vuole, scusatemi, chiamare il Gabibbo, vuole chiamare Beppe Grillo, è libero di farlo, cioè siamo in uno stato di diritto, ma tutti possono fare quello che vuole. Segno dell'attività del sindaco. Sicuramente, allora, queste sono le considerazioni generali. Naturalmente adesso, scusatemi, adesso noi lasciamo la parola per domani, però uno alla volta, che rivolgete a me, potete anche interpellare quelli che sono le persone qua oggi a relazionare, con calma cercheremo un attimo di rispondere a tutti. Allora, fatto con Panna, una domanda. Se nel 92 il comitato Cividale Movimento ha fatto mettere dei filtri, 45 giorni è stato fermata l'attività, no? Su mandato della Procura, perché quei filtri lì non funzionano? Quando siamo rimossi, cioè abbiamo presentato di nuovo la petizione che abbiamo parlato prima, ha mandato i ragazzi a svuotarli che non funzionavano, a svuotarli che erano pieni, hanno cambiato i filtri. Lei mi spiega perché non cambiano i filtri? Perché i filtri vanno cambiati. Lei pensa che i filtri sulla sua saldatrice li deve cambiare ogni anno. Perché loro non cambiano i filtri e tolgono i fumi, cioè scaricano i fumi e cambiano i filtri quando sono da cambiare? Perché? Mi spieghi lei perché? Io lo so perché. Ma spieghi al pubblico perché non lo fa. Io lo spiego io al pubblico. Domanda per dire la quale io non so rispondere. Allora,
I filtri che sono stati messi non li svuotano perché quella polvere lì è troppo costosa a smaltirla e i filtri che abbiamo una volta all'anno sono troppo costosi a cambiarli. Ecco il motivo. Va a, diciamo, a pesare sul bilancio. Loro devono produrre in concorrenza, ha capito? Far concorrenza, devono produrre senza spendere, farfulansi di senza spendere. Non spetta, pensa un sindaco controllare se votano. Ma ci sono gli organi da poter mandare a controllare se esatto, ma questo è stato fatto. Questo dico io che il sindaco devono dire. Signori, avete controllato se quelli lì hanno cambiato i filtri come ho fatto io sulla mia aspiratore della saldatrice? Questo è il discorso fondamentale che deve fare un sindaco, siccome lui è l'uomo, anzi l'ufficiale sanitario del paese, è il rappresentante del popolo, è il rappresentante di tutto il popolo, cominciando dai bambinetti che nascono agli anziani. Allora io dico, il sindaco, scusi, io vedo nel sindaco la persona che deve agire o perlomeno far agire gli organi di controllo, visto e considerato cosa ha detto il signor Giordenone prima. Qui c'è di mezzo la salute di tutti. Questo è l'argomento, scusi il mio tono, ma l'ho fatto perché lo sentono tutti. Allora, è una domanda. Ho dato anche la risposta. È una domanda alla quale non posso ho capito, ho fatto la domanda e ho fatto allora, la risposta. Per correttezza, cerchiamo di essere abbastanza concisi con le domande, con le richieste, magari non so, con suggerimento possiamo raccogliere 3 domande, indicate la persona alla quale la rivolgete e poi rispondiamo. C'era un attimo la signora.